sappiamo che questi tipi di gas creano dei problemi di effetto serra, quindi sono responsabili in una qualche maniera, sono corresponsabili più che responsabili in una qualche maniera dell'aumento della temperatura terrestre. È importantissimo che uno sappia, almeno nel momento in cui va a operare con questa tipologia di impianti, che cosa sta facendo e quali sono le conseguenze. Molte volte, per esempio, se recuperare da un compressore rotto eccetera, uno apre il tubo e dice vabbè scarico in atmosfera, oppure quando vado a staccare dei componenti, ma proprio anche a livello di inquinamento, nel momento in cui ho una rottura o un qualcosa, devo fare in modo che questo gas venga immesso in atmosfera nella minima quantità possibile. Quindi anche il fatto di far operare una persona già sensibilizzata a questo lo porta a conoscenza di quelli che possono essere gli sviluppi, ecco, che questa relazione che lui sta svolgendo può avere sull'impatto ambientale, quindi su se stesso e anche sui suoi figli e su quelli che verranno dopo. L'Italia si sta adeguando lentamente ma inesorabilmente, per fortuna, a quelle che sono le direttive europee. Siamo arrivati, non dico ultimi, ma siamo quasi ultimi, ma è importante essersi, ecco, da qualsiasi tipo di addestramento, per esempio anche persone che lavorano da 30 anni, da 40 anni in questo settore, riescono a trarne comunque degli spunti o delle cosucce che non sapevano, insomma, che non conoscevano o che conoscevano in maniera errata. E questi hanno speso per la formazione, si sono impegnati nell'acquisto di attrezzature idonee a norma, stanno lavorando cercando di prendere coscienza e di essere coscienti che il loro operato comunque va per il bene comune, e dall'altra parte ci troviamo un insulto come quello può essere, che una vendita indiscriminata di un gas che effettivamente abbiamo dimostrato, per il corso stesso lo fa vedere anche in maniera molto precisa, che è effettivamente dannoso, e quindi diventa una disparità di trattamento che andrebbe in qualche modo normata, insomma.